Un picnic per ricordare Alex Marangon, che naturalmente con i genitori Sabrina Bosson e Luca Marangon non ha bisogno di essere ricordato, ma ad un anno di distanza il picnic, che inizialmente si sarebbe dovuto tenere a Mestre a San Giuliano, si è deciso per le previsioni avverse del maltempo di tenerlo agli impianti sportivi di Bonisiolo, dove ci troviamo. Sabrina, come è nata questa idea e perché proprio in questa giornata? L'idea era di ricordarlo, diciamo, di ricordare l'anno che Alex non c'è più. E abbiamo deciso di spostarlo al weekend dopo, perché il 30 era di lunedì. Comunque per me non cambia niente, che sia il 30, che sia l'1, che sia il 2, che sia il 3. È giusto ricordarlo tutti i giorni. Comunque abbiamo scelto questo weekend così, per ricordarlo, perché Alex avevo letto anche su un diario che scriveva: voglio che la mia vita valga la pena di essere ricordata, e questo noi lo faremo, è giusto farlo. E adesso ci addentriamo, andiamo verso l'interno dove... Alex comunque era quello che quando veniva a casa diceva ci troviamo tutti, andiamo a mangiare una pizza, andiamo con gli amici, quindi è giusto ogni tanto ritrovarsi tutti, sarebbe contento. Sabrina, nel frattempo vediamo anche nella maglia che, che stai indossando, una maglia arancione con una frase che ha scritto Alex. Sì, è scritta su un diario, Alex, noi l'abbiamo riportata. Facciamola vedere anche ai telespettatori. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. E dietro la tua maglietta c'è la foto di Alex. Ecco, abbiamo visto anche entrando Alex per Verità per Alex. Verità per Alex, perché comunque non c'è ancora una verità per Alex. Comunque c'è ancora omertà, e nessuno vuole esprimersi, stanno tutti zitti, come io ho sempre detto. E non lo so se mai verrà fuori la verità. Io spero di sì, però io sono sempre quella ottimista. Amava troppo la vita per suicidarsi. Possono dire quello che vogliono, noi Alex lo conoscevamo bene e aveva un sacco di progetti sia per l'estate scorsa e sia per il futuro. Tant'è che aveva ancora un'auto in Nuova Zelanda